Oh, che bello, la pioggia col sole Italia, che figata. Bellissimo, bellissimo, bellissimo. Ah, comunque, prima avanzavamo un discorsetto, no? È una cosa molto veloce, un attimo che avevo pensato e volevo un attimo farci una piccola riflessione, un piccolo appunto. È il rispetto. Tu mi dirai, Madonna, ma perché singano? Come mai? Li dico gli amici, eccetera, eccetera. No, no, sono andato a farmi un giro in skate, no? E allora stavo pensando, no? Il rispetto. Se io ti dico rispetto, tu cosa pensi? Pensi già alle cose gravi, le cose grandi, eccetera. Ma invece, secondo me, no? Sai che Singano parla sempre di queste formule, no? Ossia tutti i processi che stanno dietro, sotto ai dettagli, no? Quindi le cose che ho io o che hai tu sono semplicemente dettagli. Andiamo a vedere quindi questo processo del rispetto, ossia della mancanza di rispetto, no? In questo caso, in quali altri campi lo possiamo facilmente notare? Secondo me lo puoi facilmente notare per strada. Ma sì, soprattutto anche se vai in bicicletta o a piedi o in skateboard. Tipo, in bicicletta. Io spesso mi ritrovo nella ciclabile di Jesolo, tra parentesi a due corsie, quindi ogni bici ha la sua corsia, ok? Arrivano avanti delle persone in bici, mentre io sto andando in bici nella mia corsia, affiancati in due o addirittura anche in tre. Ma cosa succede? Questi non si spostano, cioè sono costretto a spostarmi io, ossia andare fuori dalla corsia, entrare in strada dove ci sono le macchine per far passare loro. Ma se nel frattempo arriva una macchina, cioè quando arrivano le macchine io devo fermarmi completamente, cioè fermare completamente la bici o lo skate. Dopo ovviamente li fulmino, cioè i miei occhi parlano e gli dicono ma quanto scemo sei, cioè che senso ha sta roba? Ma la puoi trovare dopo in tantissime altre circostanze. Prima stavo attraversando un tra virgolette incrocio con lo skate, cioè una stradina con un'altra strada che diciamo si congiungeva. Io per carità andavo tra virgolette piano, ma comunque avevo la mia velocità, non ero fermo, sarò stato ai 10-15 all'ora, insomma, no? La macchina che doveva attraversare non è che mi ha lasciato passare visto che ormai già c'ero, no? Mi ha tagliato la strada, ho dovuto saltare giù e fermare tutto, cioè. E là veramente guardi la gente con questa, almeno io che non mi sono ancora abituato a queste cose, con questo stato d'animo veramente più che stupito, scioccato, che dice cazzo ma sei scemo? E poi vedi dall'altra parte loro che ti guardano con questa faccia come per dire boh, eri in mezzo ai coglioni. Io veramente in Italia non ho più parole. Poi beh, se parliamo invece del camper o dell'auto, lì andremo avanti fino a domani. Tipo io da decenni ormai noto quelli che ti sorpassano per poi inchiodarti nel muso e girare. Io questa cosa la noto perché ho il mio stile di guida molto regolare. Che vada via i 50 o che vada via gli 80, io comunque quegli 80 all'ora ce li ho da un bel pezzo, no? Perché è un rettilineo. Arriva questo proprio, cazzo, ti sorpassa e tu niente, devi togliere il piede dall'acceleratore e frenare perché ti frena nel muso e dopo gira. Ma perché? Cioè, capisci? Ma quanti? Ne puoi trovare veramente un'infinità e io purtroppo per queste cose vado abbastanza in bestia, non solo perché sono delle mancanze di rispetto, ma perché sono cose veramente molto molto stupide. Da lì per carità se seguiamo un po' la logica, no, di Socrate, lui diceva ti arrabbi con determinate persone perché hai delle aspettative, ossia ti aspetti che tutti siano bravi, tutti siano intelligenti, tutti siano buoni, quando vedi che la realtà non si rispecchia con le tue aspettative lì ti incazzi e vedi del male o della bruttezza in questa persona. Quindi probabilmente forse è anche colpa mia che ho tutte queste aspettative, ma è così una grande aspettativa che ognuno debba stare sulla sua cassa di corsia e non venire nella mia. Cioè veramente no, scusa lo sfogo, ma ne vedo di tutti i colori. O anche in curva, c'è gente che taglia le curve. Non le taglio io che ho un cazzo di pulmino, porca puttana, perché te le devi tagliare tu che hai l'auto. Cioè sta in tel tuo e mi sto in tel mio. È una roba incredibile, veramente. Perché, ripeto, non è che la gente non sa guidare. No, semplicemente manca completamente il rispetto. Cioè, tu sconosciuto stai venendo verso di me,
io occupo la tua corsia, io sbaglio, ma comunque sei tu che devi andare in mezzo con lo skate o con la bici dove ci sono le macchine e rischiare la vita, oppure fermarti perché io devo arrivare in contromano, perché io non posso staccarmi un attimo da stare a fianco ai miei amici o quel cazzo che è, perché dobbiamo andare giustamente in una piccola ciclabile a tutti affiancati in 2 o 3 persone, no? Hai capito? E quindi niente, sei tu che arrivi che devi fermarti. Beh, io una volta scusa Italia, sai che Singano può sembrare una brava persona, in realtà è anche un po' bastardello a volte uno gli sono andato addosso in bici, tanto si è preso una bella tega, però insomma scusa, ma ben gli sta, perché veramente mi ha rotto i coglioni ste robe completamente nella mia corsia. Io mi sono buttato in parte, non sono andato in strada, ma sono rimasto all'interno della corsia. Questo è venuto avanti, pam, nel mio manubrio, che ha anche i cornetti in alluminio, si è preso una bella stecca e un bel svolo. E che cazzo, scusa, perdona questo attimo di acidità e di rabbia repressa, però Italia, quello che va detto, come va detto che uno dei miei grandi sogni, no, materiali repressi, era avere un Hammer militare rinforzato coi Bulbar e tutto quanto, per prendere in pieno la gente che mi taglia, che viene nella mia corsia nelle curve. Sai io quanti, porca puttana, che devo frenare o schiacciarmi su per il guardrail perché loro arrivano in contromano in curva. Magari sono là col telefonino così, ma anche senza telefonino, che è peggio ancora. Non che sia giustificato l'uso del telefonino, per carità, ma almeno là dici ok, è per un motivo, ok, è errato, illegale, tutto quello che vuoi, ma comunque c'è un motivo. Mentre negli altri casi no, cioè arrivano proprio perché sono deficienti. Ah Dio, povera Italia. Quindi hai capito, Italia, riferito a tutti, non solo agli automobilisti, a tutti, ma anche ai pedoni. Cazzo, ti ritrovi a volte, anche quello fa veramente imbestialire, che ti trovi ste persone, e questo l'hai visto anche in qualche video che li ho ripresi, a 1 chilometro di distanza, là, fermi, che devono attraversare. Quando stai per arrivare tu, ti tagliano la strada e attraversano di colpo. Cioè, forse, non lo so, gente stanca della vita che aspettava il camper che gli venisse addosso e che li liberasse da questo peso terreno che ha il corpo, no? Ma quel che è peggio, perché c'è sempre l'aggravante, poi c'è già questa è una cosa al limite della stupidità, cioè aspettare che arrivi uno per tagliargli la strada e attraversare, bisogna essere proprio stupidi, ok? Ma oltre a questo c'è l'aggravante, loro questo lo fanno quando tu sei l'unico pirla che stava passando in quel momento, cioè arriva una coda, non so, di 40 macchine, allora hai capito, c'è comunque il suo piccolo perché, ma cazzo, l'unico che sta passando, ormai fallo passare, poi attraversi, oppure attraversavi prima quando era 1 chilometro di distanza. Cioè veramente Italia, sai che sì, non è molto zen, ma quando vai in giro, soprattutto nel periodo estivo, lì sbrocca. Cioè io ad esempio qua non faccio mai l'isola pedonale di Jesolo, che è una bellissima, diciamo, isola pedonale, contemporaneamente anche la pista ciclabile, no? Le persone intelligenti, che purtroppo non esistono, farebbero che i pedoni stanno nell'isola pedonale e nei marciapiedi, ok? Le biciclette stanno nella pista ciclabile. Quelle che vanno di qua stanno a destra, quelle che vanno di là stanno a sinistra, perché come ti dicevo prima ha anche 2 sensi. No, il caos più totale, gente tutta nella pista ciclabile, biciclette dove c'è la gente, tutti in contromano, tutti che corrono. Quindi vedi ragazzo, perché? If you believe in democracy, if you have hope in what could be, if you want to protect your rights, you got to get out there and fight. Protesting helps us spread our views. Still got to visit the voting booth. The only way politicians are swayed, the only way they'll hear what you say is when you
to your ideals and your country. Rock the vote or do the blues. Whatever gets you on the move. Out to vote. Get out to vote. Yes, the system is corrupt. Most politicians have been bought by lobbyists and corporations. Feels like the people will never win.